Buonasera amici di Sportisili, un saluto dal vostro Marco Genduso qui per commentarvi questa attesissima sfida che vede affrontarsi nella terza fase di Coppa Trinacria, Palermo Futsal Club e Real Sicilia. Sul giorno per la Fiura che allarga Catania, guarda la porta, salta il portiere come sempre Catania! E poi sulla linea Gambino che risulta come un gol. Leonardo cerca subito la conclusione, per Divizzi si distende, palla in calcio d'angolo, l'ottimo passaggio da parte di Lombardo. Campionato nell'ultimo turno di campionato anche una grande vittoria, nel frattempo il tiro da parte di Zangara improvviso, per Divizzi mette in calcio d'angolo Catania, la Fiura, vediamo se calcia! E infatti lo fa la Fiura, palla che va in calcio d'angolo, ha calciato molto bene la Vito la Fiora. Corner per il rosanero. Esce dalla pressione Catania, poi palla al centro, Leonardo ancora per Lombardo, secondo palo! E Zangara sbuca! Ed è 1-0, anzi 0-1 per la Sicilia. Cambia gioco, Chinnici, aggancio delizioso, rientra Chinnici! E poi Calamia fa una grande parata di ripiegamenti su John per Chinnici, l'aggancio, conclusione! E sbuca come sempre Gabriele Gennaro che esulta con il pubblico indicandolo 1-1, che non riesce, poi Zangara due volte, Catania la tocca, poi spazza Leonardo prendendo su John, si continua Pucci, si inserisce benissimo e con l'esterno batte per Di Chizzi e 1-2. Varelli scivola un po' il numero 9, poi Varelli ha tanta forza per ripartire, allarga Catania, la palla viene deviata da D'Amico ed è pareggio Palermo Futsal Club con il cross, il tiro cross di Catania, probabilmente per la Fiura, non la tocca il capitano, la palla entra comunque in porta ed è 2-2, che non è riuscito a incidere nel secondo tempo, e poi il tiro di Leonardo che sotto il pubblico delle Real Sicilia trova questo gol baciato dal palo, 2-3 risultato. Col mancino la Fiura su Jean, anzi Catania, la palla è entrata con Lopez, questo è un gol da calcio a 5 con l'inserimento perfetto del numero 3, ma che palla geniale di Francesco Catania. Gambino c'è largo ancora Grillo, lo osserva adesso forse un po' male, calcio ancora per Di Chizzi, respinge benissimo, poi Catania ruba il pallone, volata offensiva, Gambino spende il cartellino del giallo, va la Fiora, prende in pieno però probabilmente Zangara, poi Catania salta l'uomo, Catania ancora, Catania salta tutti, Catania non riesce a centrare la porta perché c'è un ottimo intervento difensivo da parte di Lombardo, poi la Fiura centrale per Leonardo, si torna dietro, fischietto in bocca, triplice fischio, finisce qui la partita 3-3 dopo 70 minuti di gioco, 60 in campo più 10 dei tempi supplementari per Palermo Futsal Club e Real Sicilia, con i rosanero che approdano dunque in semifinale.